Allora, nota dolente, siamo arrivati a parlare anche dell'altro capitolo che avevo preannunciato all'inizio, l'inflazione. Notizia è che in base alle indagini che sono state svolte anche dall'ADOC, peraltro Sergio Torino nella commissione prezzi a Padova, per cui si confronta con gli altri rappresentanti di categorie nelle altre commissioni prezzi, viene fuori che il Veneto è tra le regioni più care d'Italia, cioè dove l'inflazione picchia di più, e Padova triste primato non solo per lo smog e per l'inquinamento, ecco, ma perché è la città più costosa, cioè dove l'inflazione supera i livelli medi, quindi prezzi molto molto alti e conseguenze questo per tutti i cittadini. Vediamo Sergio Taurino di illustrare questa situazione, carrello della spesa, prezzi dei carburanti e poi le top 10. Ecco, mi premuro di darvi una mano leggendo anch'io, perché me lo sono portato, è scritto troppo piccolo e penso che i telespettatori avranno difficoltà, i miei amici specialmente anziani o anche le categorie di quelli che magari non ci vedo tanto bene come me. Allora teniamolo fisso, magari a video, teniamolo fisso, io intanto mi tolgo anche gli occhiali e vediamo un attimino. Guardate cosa ha portato come risultato l'aumento dell'energia elettrica e del gas, 94% energia elettrica e 58,4% il gas, 82% per il trasporto aereo, gasolio per riscaldamento, eccetera eccetera. Se voi vedete in alto a destra quel top 10 rosso, ai primi 3 posti ci sono energia elettrica e gas. Qual è la consecuzione? Esatto, top 10 cosa dice? Perché appunto non riesco a leggerlo. Il top 10 dice che il 94% è aumentata l'energia elettrica, il 58% il gas e l'82% il trasporto aereo, ma quello già l'avevamo già da un anno, come dire, metabolizzato, perché sapevamo che poi dopo con la fine del Covid la domanda aumentava, quindi l'offerta cominciava a salire, no? Quindi il mercato, prima con 20 euro riuscivi ad andare in Nuova Zelanda e ti davano anche il canguro e tornavi indietro, adesso no, il canguro non sta in Nuova Zelanda, sta in Australia, ma va bene lo stesso, ti davano sempre il canguro. Allora, queste due voci fanno capire che dice, ma solo le bollette sono aumentate. Accidenti, no! È una catena, perché i produttori, dal produttore al venditore, no? Quindi dai produttori, grossisti, venditori, grandi catene, eccetera, hanno le spese su cui grava energia, gas e luce. Pensate ai frigoriferi, ai freezer, pensate alla distribuzione, ai camion frigo, a tutto quello che volete. Però comunque il fatto è che con tutta questa bella cosa qua, io vedo qua lo spaccato, quindi nella locandina la prima foto che voi avete ripreso, c'è la regione Veneto indicata con le varie province. Mettiamo anche Belluno è messa abbastanza bene, però Padova 9,8. Allora, se l'Italia ha 8,8, vedete sopra in alto l'Italietta disegnata 8,8, Belluno 8,9, cominciamo a salire, e 8,2 la parte di Rovigo, cominciamo a salire Vicenza, Verona, Venezia, Padova e Verona, salire al 9,8%. 9,9 perché Verona vabbè, un calcolo abbastanza molto cervellotico, comunque si avvicina, cioè si hanno la stessa mediana di Padova. Ok, allora ecco, quello che impatta tantissimo è, poi vediamo il carrello della spesa, però tante sollecitazioni, eccole qua vediamo benissimo la slide in primo piano. Quindi c'è una bella fascia, proprio quella Verona, Padova e Venezia. Cioè, insomma, stiamo parlando di un punto in più di inflazione, cosa che io da 8 anni sono in commissione prezzi, no? Ogni anno, quando si diceva l'anno prima quanto era l'inflazione tot, quanto è aumentata quest'anno? No? 0,8, 1, cioè era una cosa accettabile. Qua adesso stiamo parlando, no? Di numeri spaventosi. Di numeri spaventosi, 8%, 10% significa che il mio potere di acquisto della mia busta paga da gennaio a oggi si è come dire, impoverito
di un 20-30%, perché bisogna fare anche una media che adesso non sto a raccontare. Esatto. Parliamo degli alimentari. Aspetta, messaggio, vediamo di leggere anche il messaggio. Leggiamo il messaggio. Se me lo rimetti in onda, eccolo qua. Ho fatto un contratto internet con omaggio una pay TV per un anno, ma poi questo non è mai avvenuto, dicendo che c'è un problema di codice tra loro e la pay TV. Secondo me è tutta una balla, ma cosa vuoi fare? Cosa puoi fare? Perfetto. Anche adesso questa pratica commerciale, quella di associare, no, un contratto, può essere partendo anche da internet, no, un contratto diciamo di telefonia fissa con traffico dati, associare sempre diciamo, un abbonamento, magari per un anno dicono loro, quindi ti danno anche lo strumento, i famosi decoder, Vision, Piripicchio, Piripac. E poi dopo, mi è successo anche a me l'altro giorno, ma dici, ma a te succede sempre tutto? E beh, noi siamo la frontiera, io faccio sportello, quindi mi è venuto questo e mi ha detto, da 7 mesi che mi stanno facendo pagare sto servizio di pay TV, che era a me Infinity, non dico nomi e cognomi, se no dopo mi becco le querele anche dalle multinazionali, mi manca anche quello, sono già povero, se mi fanno le querele, boh. Questo signore qua dice, pago da 7 mesi sta roba, e il decoder non mi funziona. Ho chiamato i tecnici, ho chiamato questo, ho chiamato questo. Quindi molto probabilmente anche questo associare, molte volte magari è anche una questione tecnica, ma molte volte è una pratica commerciale, no? Per poter carpire il contratto. Questa è la tua fiducia. Ma le persone possono fare qualcosa? Cioè, certo, allora dico, se dopo un mese non mi funziona, vieni all'associazione dei consumatori, e voi provvedete. Noi abbiamo i canali diretti con tutte quante le compagnie, che sia telefono, che sia energia, che sia... Questo era fondamentale dirlo, quindi voi riuscite a trovarlo. Non aspettate 8 mesi, 7 mesi, un anno. Io ho visto arrivare gente dopo 2 anni che pagava. Uno ci spera sempre. Eh sì, la speranza. Allora, l'altra cosa che volevo sottolineare, che anche qua siete stati anche buoni come media, perché io vedo cifre ben più alte, prezzi dei carburanti. Medio secondo me è ben più alto, vabbè, 1,807 per quel che riguarda il gasolio, però ci sono prezzi massimi 1,929, dov'è che è 1,742? In che provincia che vado a fare? Allora, il gasolio 1,742 cioè, l'ho visto in una circonvallazione di una provincia del Veneto, in una circonvallazione di un distributore bianco, sai quelle là, i distributori bianchi. Non possiamo fare pubblicità a nessuno. Non possiamo fare pubblicità, ma è successo che dopo 15 giorni sono ritornato là per motivi di lavoro, sono ripassato, ho detto adesso pago di nuovo là, ho trovato subito e sono ripartiti. Allora, ieri è bastato che la Commissione europea, la Ursuletta e i suoi amici avessero detto in Europa che faremo i gruppi di acquisto, che faremo la CAP, crollato il prezzo in Olanda del gas. No, il prezzo del gas perché c'è minore richiesta anche, perché tra l'altro è diminuita la richiesta. Pensa alla minore richiesta perché stanno fallendo il 20%. Allora, non abbiamo più tempo, Sergio Taurino, faremo una prossima puntata sull'inflazione. Il carrello della spesa intanto abbiamo visto che, io dico solo gli aumenti, poi andiamo e poi dobbiamo chiudere. Pane fresco più 14,1%, la pasta, sempre Padova è questo, pasta più 22,4%, le carni più 12,9%, i pesci più 10,9%, latte, formaggio e uova più 14,2%, anche le uova non ci hanno risparmiato, oli e grassi più 23,4%, la frutta fresca più 8,3%, anche di più, perché ho dati col diretti anche di più, la verdura fresca più 24,2%, il caffè più 8,2%, insomma sono a due cifre. Fanno paura ste robe qui. Non perché 24, non 14, 24, che significa 24 la pasta. Oh ragazzi, 24, ci stanno distruggendo la dieta mediterranea, io sono già depresso perché non ti puoi comprare la pasta, non puoi comprare il pane, la verdura, la carne, dicevano che le uova erano e le uova sono aumentate anche queste. Beh, intanto il burro, l'olio eccetera, anche sono quelli spariti, 20, il burro non chiese più 14%. Allora Sergio Taurino, grazie, dovremo parlarne ancora, io vi sollecito a farvi avanti e parlare anche voi, fare le vostre osservazioni,
rivolgendovi all'associazione di consumatori, perché tutto quello che dite poi appunto viene riportato e ha peso in qualche modo, perché poi Sergio Torino è in Camera di Commercio, è nelle varie commissioni, anche e qualcosa in può giunta in Camera. e anche 5 secondi, 5, no. velocissimo, venite a trovarci prima di essere seppelliti dalle compagnie, dalla disperazione, bene, eccetera. per Venite a trovarci, anche adesso per le bollette, venite a trovarci, vediamo di trovare delle soluzioni, perché molti ci chiedono: ma voglio cambiare, voglio allora andate da fatelo, Radoc. venite a trovarci. Dai. Grazie a tutti, grazie, la puntata la vedete in replica nel nostro sito internet, buon proseguimento.